L'area di una spaccatura, l'area di una scissione che somiglierebbe a un ciclone non è più fantapolitica nella Lega Nord, è il risultato del duello che vede da una parte il segretario federale Matteo Salvini e dall'altra il segretario veneto Flavio Tosi, in mezzo Luca Zaia in cerca di un disperato equilibrio. E tutti i nodi verranno al pettine nelle prossime settimane. Sul piatto il tentativo di Matteo Salvini di cambiare lo statuto che affida alle compagini regionali del partito la decisione di candidati e liste. Un congresso in marzo dovrebbe cambiare queste regole e la furia di Flavio Tosi è ormai evidente. Il leader della Liga Veneta aspetta solo i prossimi vertici a partire dalla prossima settimana. All'orizzonte si profila una clamorosa discesa in campo alle regionali con una propria lista. Una volta anche avuto questo primo confronto, parlerò con la dirigenza della Liga Veneta per ragionare insieme dopo appunto gli strappi che ci sono stati. E quindi quelli che può essere l'evoluzione futura la affido a quelli che saranno i fatti delle prossime settimane. Tosi dunque non esclude nulla. In ballo c'è sempre la stessa guerra. Per il sindaco di Verona, la corsa alle regionali di Zaia dovrebbe essere solitaria e appoggiata dalle liste civiche, sul modello del suo comune. Salvini invece non vuole le civiche tosiane e ha aperto un accordo con Forza Italia. Dire che si decide tutto a Milano, questo sì sarebbe uno strappo, se uno strappo sia perché anziché essere un partito federalista, come dovremmo essere noi per primi, saremmo un partito milanocentrico. Fare questa modifica, diciamo cambiare le regole del gioco a partita aperta, che ci sono le regionali del Veneto alle porte, sembrerebbe una cosa poco corretta rispetto agli accordi passati. Le baruffe della Lega sono sempre più evidenti, lo dimostra la mancata presenza di Tosi ieri al vertice politico di Via Bellerio fra Salvini e Zaia. Tutto normale, secondo il governatore. Penso che avrà avuto qualche impedimento, capita a tutti, capita spesso anche a me, quindi ieri era la giornata così, ma non si è discusso di Veneto, di tutte quelle partite delle quali si parla spesso. Ma la spiegazione di Tosi è ben diversa. Ovvero sia questa segreteria politica, durante la quale si è parlato anche delle regionali del Veneto, tenutasi lunedì a mezzogiorno, il sottoscritto non è mai stato invitato in nessuna forma. Intanto Zaia a caccia di conferma e con di fronte lo spettro di Alessandra Moretti mantiene l'equilibrio nel mare in burrasca a bordo di una nave guidata da due comandanti in guerra fra di loro. Ringraziamo per questa dichiarazione di disponibilità di Forza Italia, le segreterie stanno lavorando, quando si concretizzerà fino in fondo, non prima di aver discusso di programmi di progettualità, il segretario Salvini darà comunicazione. Ma sotto le ceneri cova la brace, quello di Tosi somiglia molto a un ultimatum prima di una spaccatura clamorosa. Questioni da chiarire ce ne sono tante, io sono abituato alla chiarezza, in un senso o nell'altro, è sempre in giro non mi piace, tenendo ben presente che mi faccio rispettare. No?